Sì, è un progetto particolarmente importante, è un progetto strategico perché pur interessando solamente la copertura del manto stradale, di fatto ha una serie di ricadute che vanno a sconvolgere completamente quello che era l'aspetto e l'assetto di questo borgo. In realtà il luogo oggetto di intervento è dall'inizio della strada di via San Gallet fino alla piazza Emir, fino alla piazza della Libertà. Noi andiamo a ritoccare quello che è il sedime delle strade, andiamo a rimettere in sicurezza quello che è la circolazione degli agenti più deboli, diciamo che sono i pedoni e le biciclette. Verrà costituito un percorso protetto proprio per queste fasce, di conseguenza la larghezza della sede stradale nel centro centrale di Soligheto viene a essere ridotta, di qui la conseguenza di pensare ad un senso unico, con tutto quello che ne consegue in termini di circolazione. Alla fine sarà una Soligheto completamente nuova, sarà una Soligheto rigenerata, una Soligheto molto più inserita nel contesto storico nella quale noi siamo abituati e dobbiamo sempre più vederla. Grazie.